cavalcare l'onda dell'entusiasmo, solo così per non pensare a tutto ciò che è stato fatto di buono, a varcare l'accesso in purgatorio per giocarsi il paradiso. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Roberto Sorrentino di Trapani e la finale playoff del girone A di promozione siciliana Accademia Trapani San Vito Lo Capo. Parte Miceli, secondo palo, colpo di testa oltre la traversa, è andato morbido Davide Minaudo. 4 giornate per Giorgio Iannazio e in camicia. Qui l'occasione per il San Vito avuta da Di Giorgio. Date le prime 2 chance del match a favore del San Vito. Ancora Secum, primo palo, colpo di testa di Nolfo, gira troppo. Parte Miceli in mezzo, secondo palo, è solissimo il colpitore di testa, calcio di rigore per il San Vito Lo Capo, colpo con il braccio. Miceli, il vantaggio del San Vito Lo Capo con Gaspare Miceli sul calcio di rigore, 1-0. Festeggiano gli ospiti, si ritorna a giocare. È cambiato però il fattore più importante, il parziale. Mustaccia! Super gol! Subito 2-0 del San Vito Lo Capo. Leonardo Mustaccia trova come ingannare Mistretta. Tutti in area. Però la battuta affidata a Miceli. La proposta, colpo di testa, arriva dall'altro lato Minaudo. La battuta di Secum, stava andando Nolfo. C'è anche Francesco Graziano, grande mischia, ancora Graziano, alto, con Di Scordia e Minaudo a fare la coppia di centrali. A centrocampo Forconi e Di Giorgio. Gulades, Miceli, Leonardo Oddo. A centrocampo il gol di Cannavò. C'è il gol dell'Accademia Trapani, 2-1. Si riapre la partita con Alessio Cannavò. Si sta giocando anche quel passo Catania-San Pio X nel girone C. Giù, e allora ci va Samannà, davanti Lodiaco nel tocco di Samannà! 2-2 Accademia, Francesco Samannà, nonostante la caduta da parte di Leonardo Oddo, va a festeggiare sotto gli occhi dei propri tifosi. Francesco Samannà, tornato titolare, tornato al gol, 2-2 Sorrentino. Francesco Barraco pronto ad entrare. Parte Secum, primo palo tagliato, Borgia sul colpo di testa, pallone dietro, Cammareri vuole il rimbalzo buono, ma finisce qui il match, almeno per adesso, perché si va ai tempi supplementari. Il calcio d'angolo per l'Accademia, Secum in mezzo di testa Guaiana a liberare poi il tiro provato da Tempesta. Secum con una spallata fatto fuori da Guaiana, che poi cade a sua volta, cartellino rosso per Secum. Per questi tempi supplementari Cammareri via, c'è il tiro fuori proprio di Guaiana. Di Giorgio, pallone dietro, Lottaranno appena entrato, il pallone viene recuperato dall'Accademia, c'è il sinistro, fuori Tempesta, lunga Agnello ad allontanare Cannavò contro Di Giorgio, spazio Accademia, Francesco Barraco largo, servito, contropiede Accademia, Francesco Barraco, Barraco davanti, Borgia! Francesco Barraco, il gol del 3-2, si completa la rimonta per l'Accademia Trapani, con l'uomo entrato dalla panchina, Francesco Barraco, festa al Sorrentino. Di Giorgio, 2 palloni in campo, eppure la squadra di Amoroso è in 10, occhio perché Cicala vorrebbe avere giustizia. Espulsione per Cicala, espulso anche Castiglione, è stato espulso anche Faran dalla panchina nel corso del mini intervallo. Serie di colpi di testa, San Vito che deve necessariamente rimontare tutto, deve segnare 2 gol. C'è il tiro da lontano di Forconi,
alla battuta. Tempesta parte verso la porta, attraversa, vorrebbe chiuderla l'Accademia Trapani. Parte la traiettoria, colpo di testa di Cannavò, è fuori. Greco rispedisce in mezzo al campo, Tempesta un po' spinto da Adi Discordia, pallone calciato alto sul fondo, ma eccolo qui il triplice fischio, quello definitivo. L'Accademia Trapani ha compiuto l'impresa, se ne va allo spareggio promozione contro l'Aspra per sognare l'eccellenza siciliana per la prima volta della sua storia. 3-2 al San Vito Lo Capo dopo i tempi supplementari, dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo.